Allora, le palle inattive dice che Totti basta! Lei a Roma è stata importante la sua carriera, un passaggio importante per la sua... Ma volevo sapere, ma Totti ha detto che... Amici bellini, conferenze! Doppia conferenza, perché dobbiamo anche guardare un attimino quello che ha detto Mourinho. Hanno parlato quasi in contemporanea, quindi non solo Spalletti, anche Mourinho, e probabili formazioni, perché siamo in vigilia. Cominciamo. Benvenuto Libon 97, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti che accorrono numerosi per parlare insieme a me, per stimolarci a vicenda. Io leggo i commenti, ragazzi, non vi preoccupate, anche quando non riesco a mettere cuori perché a volte non sto sul cellulare mio, comunque guardo un attimo i commenti, lo so, non si dovrebbe fare, ma lasciate i like perché questa partita è importante e non so neanche come la vedrò, perché domani il che fare pressa e quindi roba di telefonino. State tuned perché la live potrebbe essere improvvisa, c'è il canale Telegram sotto in descrizione, quindi state tuned perché potrei andare live all'improvviso. Fine primo tempo come l'altra volta potrei andare live, fine partita potrei fare un video di commenti, dovete essere pronti. Allora, con un Ambrabam tattico noi siamo già pronti con la formazione che insomma non dovrebbe essere facile questa volta. Boom, ecco qua, siamo pronti. Però vediamo prima le parole, perché anche Mourinho ha parlato. A parte Mourinho, mi sembrano le schermaglie degli youtuber, cioè io sto notando questa cosa che un po' i giornalisti e un po' anche proprio gli addetti ai lavori, nel senso i giocatori parlano il calcese, ma alcuni allenatori sembrano più loro youtuber che gli youtuber stessi, e gli youtuber sembrano un pochino cercare di alzare il livello. Mourinho che dice già hanno vinto, complimenti al Napoli, parite proprio youtuber a Roma. Vabbè, quale differenze in questa partita? Proprio domande a volte. Oggi ho visto proprio pigrizia. Non sono nelle domande, proprio non tenevano proprio geni di inventarsi niente, e anche Spalletti l'ho visto un po' stanco. L'ho sentito un po' stanco, un po' scocciato da questa solita solfa. Lui secondo me vorrebbe stare solo con i giocatori a fare campo e a fare le partite. Poche cose, quali differenze? Poche differenze, saranno tutte difficili. E ricordiamo che questa è una di quelle partite di condominio, perché le sorelle, le solite cose, lo scontro diretto, eccetera eccetera, una squadra forte, bla bla bla. Il ritorno, allora tutto questo girone di ritorno che deve fare il Napoli il ciclista, dobbiamo stare dritti sui pedali, mai seduti, perché bisogna pedalare forte, se stai seduto non pedali forte, bla bla bla, niente di che. Articolo su Luciano, c'è stato un articolo di Dotto su Spalletti che parla lui sui... non l'ho letto, mi fa piacere. Niente, 12 punti di vantaggio, che si fa? Come si gestisce una squadra che ha 12 punti di vantaggio? Si dice bravi ai calciatori per la Salernitana. Spalletti ritorna alla partita con la Salernitana e bisogna continuare così, perché i risultati degli altri non dipendono da noi. Ecco che Luciano Spalletti ci riporta alla realtà e dice: noi dobbiamo continuare così per fare noi il nostro campionato e costringere gli altri ad affannarsi. Non possiamo sperare sempre in altri passi falsi, e quindi se noi inciampiamo e gli altri poi si rimettono in carreggiata, può venire l'ansia. Quindi non dipende da noi quando l'Inter, il Milan, la Lazio, la Roma, in questo caso dipende da noi la Roma, quindi non dipende da noi. Dobbiamo togliere il fascino della meta dai nostri occhi o dal nostro pensiero. Non dobbiamo guardare già alla meta, dobbiamo pensare partita dopo partita. Roba semplice da immaginare. La Roma ha dei grandi calciatori, ha un mister pratico, concreto, poi cita Dybala e tanti calciatori di gamba. Dybala come un giocatore che può essere il regista offensivo di questa squadra, che sa poi servire a questi giocatori di gamba che vanno. La quota scudetto, Spalletti si rifiuta di rispondere, non so fare i conti, non ero bravo a matematica. E poi gli si chiede
visto che tra un po' ci saranno più settimane tipo, cioè ci gioca una volta a settimana e non ogni 3 giorni, se ci sarà spazio per vedere dei giocatori che hanno avuto meno minutaggio. Assolutamente no, quindi si conferma Spalletti con le sue idee, con le sue gerarchie. Quelli che devono avere minutaggio lo faranno in allenamento contro la primavera che sta andando molto forte. Spalletti, vabbè, lo sappiamo, ma comunque non gli possiamo dire niente, finché va tutto bene non gli possiamo dire niente, vanno bene i titolarissimi. Speriamo che quelli che stanno un pochino dietro come minutaggio non si deprimano e restino sempre allenati, e quindi che si impegnino con la primavera. Le palle inattive della Roma, tipo circa il 40% dei gol della Roma sono da palla inattiva. Dice sì, ma dobbiamo stare attenti un po' a tutto, non solo a quello, quindi non cambia nulla. Poi domanda allo Pellegrini, cioè come si svilupperà la partita contro la Roma. Spalletti cerca proprio di cercare robe tattiche e di dire sì, ci sarà la marcatura su Lobotka da parte di Pellegrini, devo cercare di smarcare Lobotka, ma devo stare anche attento a Pellegrini come giocatore quando avranno loro il pallone, devo stare attento a Dybala, quindi quelle che sono le preventive, ci ricorda l'equilibrio. Ragazzi, niente di nuovo, e sotto questo punto di vista sappiamo cosa farà la Roma e non sarà altro che la stessa partita dell'andata di difesa e poi di ripartenze, ovviamente ripartenze con un po' più di qualità, perché questa volta ci sarà Dybala. Spalletti non ci dà la formazione, Mourinho sì, ma era facile anche da indovinare, con Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibañez, Zalewski spostato sulla destra, con Matic e Cristante al centro, con Spinazzola a sinistra, i due. In realtà Mourinho dice Dybala e Abraham in avanti con Pellegrini a metà, però anche Dybala se ne scende, quindi i due trequartisti con Abraham davanti, non c'era dubbio. Per quanto riguarda il Napoli, adesso è presto detto, adesso lo diciamo, ma dobbiamo finire le cose. Mourinho ha detto pure che Kim voleva andare a Roma, perché devono sfrocolare la Mazzarella, lo so. Allora, le palle inattive, dice che Totti basta! Lei a Roma è stata importante la sua carriera, un passaggio importante per la sua, ma volevo sapere, ma Totti ha detto che le vorrebbe parlare, che ogni tanto gli farebbe piacere, e Spalletti dice mi vuole parlare, benissimo, allora mi può parlare, sono anche io contento di parlare con lui. Io mi sveglio al mattino, più 12 è complicato? No. Questa è proprio la domanda, quella là, come si sta ad avere tantissimi soldi? No, e poi anche se fosse complicato nel senso di qualcuno della rosa che magari si sente appagato, si sente troppo forte, arrivi allo stadio, vedi la Roma, vedi questi giocatori, vedi l'allenatore e ti ricordi che è tutto top, sono tutti giocatori top, allenati da un allenatore top, con società top, che vanno top e sotto e flop. Roma 4 clean sheet nelle ultime partite, nelle varie partite, nello stretto c'è folla. Spalletti ci ricorda ovviamente che poi faranno densità al centro del campo, quindi lì è pericoloso poi perdere palla, perché poi ti possono fare la pallata dove ti sconvolgono, quindi devi avere l'equilibrio e bisogna avere la pazienza di farla girare. Ricordiamo sempre il giro palla che parte dai difensori, che non sempre vengono attaccati dai centrocampisti o dai attaccanti avversari, che preferiscono aspettare, perché poi se si sviluppa dal centrocampo in su il Napoli diventa pericoloso. Ci fanno giocare dalla difesa perché da lì è difficile essere pericolosi, ma se riusciamo a spostarla velocemente, loro nelle varie transizioni orizzontali possono perdere le misure e lì puoi fare qualche 1-2. E dobbiamo anche pensare che qualche pallata alle spalle della difesa si possa fare. Ricordiamo il gol di Osi viene da questo lancione che è il famoso passaggio al buio di Politano, che sulla fascia laterale lui gira il pallone al volo e Osi si trova da solo contro Smalling, quindi la pallata è da tenere in considerazione se la Roma decidesse di tenere la difesa alta. Nelle griglie iniziali la Roma era considerata per la Champions, il Napoli spesso fuori dalla Champions. Io non l'avevo fatta sta cosa della griglia così fuori dalla Champions. Si prende atto, dice Spalletti, del percorso. L'obiettivo della società era di migliorare il terzo
terzo posto dell'anno scorso e lo stiamo facendo. Poi che si sia andati oltre anche le aspettative rispetto a quello che stanno facendo le altre non c'è dubbio, perché la ricordiamo la faccia di Spalletti quando De Laurentiis dice faremo di tutto per vincere lo scudetto e Spalletti fa e lo dici tu e io poi adesso tocca a me e va bene. Di questi qua, Mario Rui, Di Lorenzo, Kim, Kvara e Osimhen, quale l'ha impressionato di più? Spalletti dice di quali? Mario Rui mi ha impressionato Rachmani, Lobotka, Lozano e Politano che hanno fatto il loro dovere, Zielinski e Elmas, quindi cerca proprio di coinvolgere il resto dei giocatori non citati, di ribaltare la domanda e di dire non possiamo parlare di quelli che piacciono a voi, dobbiamo parlare di tutta la squadra, che poi tutta la squadra non fa altro che parlare degli altri che sono titolarissimi, o meglio suoi di fiducia, uomini di fiducia. A questi titolarissimi è chiaro che si aggiunge il ballottaggio Lozano-Politano e Elmas che sta prendendo piede come attuale titolare, perché addirittura lo possiamo schierare titolare nella nostra ipotesi di formazione, su questo non c'è dubbio. Non ci cita Olivera, non ci cita Anghissà, ma è un caso, diciamolo chiaramente, perché lui cerca di fare un elenco, ma poi non è che può dire anche Raspadori, non è che può dire Simeone e i vari Ndombele, non ce li cita perché non fanno parte proprio della sua cosa immediata. Questo è i titolarissimi di Mazzarri, poi diventarono i titolarissimi di Sarri, si torna ai titolarissimi anche di Spalletti, non c'è dubbio. Dopodiché gli si chiede anche di Gollini, che deve ritrovarsi un portiere forte, un portiere fisico, un portiere tecnico, un portiere agile, era un portiere top che però ha perso un po' la titolarità e si deve ritrovare, e Spalletti approfitta per fare nel finale gli auguri a Mourinho per il suo compleanno, dice non mi ha invitato, ero pronto con il regalo, e si dice ma glielo fai domani il regalo, le solite cose, mentre dall'altra parte Mourinho tra le altre cose che dice ci parla di Karsdorp, Karsdorp dice se tornerà quando tornerà, adesso sta pure male fisicamente, quindi non può far parte della rosa. Dice di Zaniolo che è un mese che ha chiesto di andare via, quindi male per quanto riguarda Zaniolo, e quindi continua a fare nomi e cognomi. Ci ha detto la formazione titolare della Roma e ci ha detto che Kim, ci dice prima di tutto che Dybala non c'è nessuno come Dybala, il Napoli non ha nessun giocatore forte come Dybala. Me lo potete dire voi nei commenti se qualcuno dei nostri giocatori è forte come Dybala, o più o meno, o meglio, che poi la continuità, perché poi tecnicamente sì, hanno capito, è nella continuità del rendimento che ci deve stare, se no mettiamo le figurine in campo. E poi dice pure quasi a dire no, io volevo un giocatore Kim lui lo voleva quando era al Tottenham, e dice che il Tottenham offrì 5 milioni, loro ne volevano 10 e Kim voleva venire al Tottenham, e qua è scritto Kim voleva andare alla Roma, ma no, perché se l'ha chiesto quando voleva andare al Tottenham non è possibile. Kim è del Napoli. Allora mettiamo i giocatori in campo, ragazzi, abbiamo i soliti dubbi, non c'è dubbio che abbiamo i soliti dubbi. Meret non è in dubbio, Di Lorenzo non è in dubbio, Rachmani, si chiama Amir che è più piccolino, se lo facciamo presto, e Kim qua ragazzi, ci metto Mario Rui perché ne parlavo ieri anche con altri, insomma io immagino che il Napoli terrà la palla il più possibile, sì devi tenere l'equilibrio, sì devi stare attento, però ci metto Mario Rui per avere un po' più di qualità, per cercare di segnare, e poi magari Olivera nei secondi tempi può entrare e dare centimetri e fisicità. Qua aspettiamo perché è il grande dubbio. Anghissà, Lobotka, e qui c'è il dubbietto, ma non credo, perché se Zielinski non sta in grandissima forma Spalletti potrebbe decidere di farlo giocare proprio per fargli ritrovare la forma. Questo era il modo di pensare di Spalletti. Kvara pare abbia recuperato completamente, quindi sarà della partita Osimhen e non Simeone, direi, come punta centrale, e non c'è dubbio, ed è anche comprensibile. E il player 10, che poi è un player 7, la famosa fascia destra, no? Il tornante alla destra. E noi abbiamo, allora, all'andata partì Lozano, no?
Lonzano. Poi nel secondo tempo entrò Politano, che fece anche l'assist decisivo per Osimhen, e adesso io mi gioco la carta Elmas perché l'abbiamo visto anche performare bene a destra, anche se non fa impazzire, perché sta meglio qui, va benissimo qui, a destra non esageratissimo, però anche con la Cremonese Elmas a destra, che poi è stato dirottato in altre parti, ci sembra uno che ti dà garanzia di corsa, di aiuto anche in fase difensiva, che si butta a riempire l'area. Pensa se l'azione si sviluppa qua con questi tre, tu c'hai il lato debole da questa parte che può andare a chiudere l'azione, e non è male, quindi qui potresti creare un po' di pericoli, perché Zalewski è destro, ma è adattato sulla destra. Zalewski è abituato a giocare a sinistra, visto che manca Karsdorp, visto che manca Zelik, da quella parte con un Mancini che sembra ammonizione a partita la deve avere, si potrebbero creare tanti presupposti, e poi magari andare a smarcare Elmas dall'altra parte, visto che tutto shifta da una parte, e mettere in difficoltà Spinazzola, che tende ad attaccare molto. Insomma, è facile la lettura della formazione. Quella della Roma la sappiamo. Vi aspetto nei commenti, vi bacio da New York. Valerio Fluido è tutto, anche la conferenza l'abbiamo fatta, non abbiamo saputo niente di nuovo assolutamente, ma tant'è, ma noi non ci aspettiamo niente di diverso. Domani state tuned, perché non so cosa succederà con le varie cose, ma ovviamente Azzurro Fluido non vi farà mancare contenuti, e speriamo anche di un certo livello. Lasciate like. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.